Andiamo di fretta perché è il momento di parlare dell'eccellenza e lo facciamo subito con le nomination come miglior portiere. Abbiamo in nomination Gaetano Dolenti della San Cataldese, Giovanni Inferrera dell'Igea Virtus e Daniele Pandolfo del Gela Calcio. Imbarazzo della scelta quest'anno, imbarazzo della scelta, Daniele Pandolfo, Inferrera, Dolenti, insomma chi ha scelto il nome avrà trovato secondo me grande difficoltà perché tutte insomma, le vostre squadre hanno fatto un campionato pazzesco, comunque stare qui è già un successo probabilmente. Allora vediamo un po' chi vi premia, ve lo dico subito, è un nome importante. È un nome che tutti conosciamo, Angelo Busetta. Angelo Busetta, eccolo qua. Mister, sarà lei a premiare il miglior portiere della categoria eccellenza. Nome importante, lo conoscete tutti, non ha bisogno di curriculum perché lo conosciamo veramente tutti, leggenda del calcio. Attenzione, buonasera mister. Subito la scheda per mister Busetta, che portieroni, che scelta difficile. E sono alti. Eccolo qua, consegniamo la busta mister perché dovrà leggerci il nome di colui che vince come miglior portiere del campionato di eccellenza. Daniele Pandolfo. Pandolfo del Gela Calcio. Gela Calcio. Gela Calcio, complimenti, complimenti a Daniele. L'anno scorso se non sbaglio ha vinto in promozione, quindi abbiamo fatto un bis. Perfetto, questa la tengo io mister, non si preoccupi. Consegniamo la targa a Daniele Pandolfo. Perfetto, è lui. Tra poco consegneremo anche quella sia a Dolenti che a Inferrera. Questa è l'immagine della consegna del premio a Daniele. Eccole qui le due targhe per Giovanni e per Gaetano, gli altri due portieri. Inferrera, eccolo qui, complimenti. Inferrera dell'Igea Virtus. E poi abbiamo Gaetano Dolenti della squadra San Cataldese che ieri è andato un po' maluccio, però insomma ancora nulla è perduto. Allora mister, eccolo qua, una battuta veloce intanto anche con i vincitori e poi subito anche con il mister Busetta. Un bis quasi inaspettato, però il Gela Calcio quest'anno ha fatto veramente un campionato senza pecche. Sì, abbiamo fatto un gran campionato, all'inizio c'era San Cataldese, una buonissima squadra col Dattilo, è stato un campionato emozionante. Perché si è vinto fino all'ultima giornata, ci hanno dato testa fino alla fine, sia loro che il Dattilo, è stato un campionato esaltante. Un campionato esaltante, tutta l'intera squadra, non soltanto la figura giustamente di Daniele Pandolfo, mentre invece per te è stata sicuramente una super esaltazione perché insomma con l'Igea Virtus avete veramente dimostrato di essere pronti anche per la Serie D. Sì, è stata una grande stagione, poi voglio dire che abbiamo preso 12 gol, che è stata la migliore difesa d'Italia, quindi che è condiviso con tutta la squadra, ovviamente col mister e la società perché è stata veramente una grande soddisfazione, anche a livello personale ovviamente. Certo. E infatti c'è scappata la nomination. Dolenti, San Cataldo ha vissuto un sogno, ancora è un sogno perché fino a quando insomma, non c'è la partita di ritorno tutto è possibile, però rimane il tragitto, il percorso meraviglioso che avete fatto quest'anno. Ma sì, assolutamente, però ancora non è finita, quindi quello che ci dà conforto è proprio questo. Speriamo di dare il massimo e di portare a casa quello che secondo noi ci spetta. E ce la farete, ne sono pienamente convinto. Grazie, complimenti. Mister, allora, mister, io devo dire che lei quest'anno è ritornato in campo, però insomma la sua leggenda continua a regalare sempre tante emozioni e tanti ricordi e io sono sicuro che anche alla prossima stagione qualche cosa bolle in pentola. Non lo so, vediamo. Devo farmi una protesi a un altro ginocchio, dopodiché vedremo. Comunque mi fai dire qualcosa. Io devo smentire il presidente della Nissa. Perché? No, ha buttato giù una cosa, ha detto al presidente di fare 5 juniores. Questa è follia, È una follia. Io quest'anno sono ritornato in campo, io andavo a prendere i juniores a casa. Ti prego, vienimi a giocare, dai. Li pregavo. Io ho fatto 40 anni il professionista.
e avevo degli imbecilli che non avevano voglia di giocare a calcio. È una cosa impressionante, quindi 2 sono tanti. Ci basta. 2 basta. Va bene, ok. Premiamo mister Busetta per la presenza all'interno del Penalty Awards 2016. Grazie mister per essere stato con noi. Grazie ancora mister, a presto. Grazie, grazie, grazie. Miglior difensore. Abbiamo subito i 3 nominati e poi salirà sul palco un grande amico di Penalty. Allora, difensori: Girlando Russello del Gela Calcio, Mariano Russo del Rocca di Caprileone e Francesco Fontana del Mazzara. Eccoli qui che sono arrivati. Salve, salve, eccolo qua. Anche in questa occasione grande difficoltà nell'eleggere il miglior difensore, perché tutte e 3 avete veramente disputato un campionato stratosferico. E ho il piacere di invitare qui sul palco Turi Di Stefano, che sarà colui che premierà il miglior difensore. Anche tu hai l'anca che un po' ti... No, ok, va bene. Eccolo qua, Turi Di Stefano, attenzione. È la vecchiaia, vabbè, ok. Allora, Turi Di Stefano, è pronta la busta? Attenzione, dopo Angelo giustamente, il tuo maestro. Eccola qua la scheda. Allora, attenzione, è pronto per darci il nome come miglior difensore per quanto riguarda la categoria eccellenza. Vince Mariano Russo Rocca di Caprileone. Eccolo qua, complimenti. Complimenti, complimenti. Allora, subito la premiazione per Mariano Russo. Perfetto. Adesso consegneremo anche agli altri 2 concorrenti, la parola è un po' esagerata, gli altri 2 partecipanti a questa bella manifestazione, ovvero Girlando Russello, eccolo lì, e Francesco Fontana. Francesco Fontana, perfetto. Complimenti, complimenti a tutti. Subito la battuta però la dobbiamo fare con Mariano Russo. Allora Mariano, ma giocavi in attacco o giocavi in porta oppure giocavi in difesa? No, ho giocato in difesa. Troppi gol, hai fatto troppi gol quest'anno. Sarà una stagione da incorniciare perché sarà irripetibile, quindi il merito va sicuramente a tutti i miei compagni e anche a mia moglie, che se lo merita tanto. Certo, è lei quella che fa tanti sacrifici. Girlando Russello, beh, avete sbagliato il nome. hanno sbagliato. Ah sì, vabbè, perché tu ti chiami Girlando. A Gerlando, va bene, succede, chiediamo scusa, eventualmente correggeremo il tutto. Benissimo, però rimane la stagione, il Russello rimane, il Russello del Gela rimane, è un campionato meraviglioso. Sì, è stato un bellissimo campionato, molto esaltante e impegnativo, devo dire. Giocare a Gela è stato veramente... Pubblico sempre presente. Sì, a voglia. E ringrazio anche i tifosi che ci hanno seguito in tutte le parti della Sicilia. Perfetto, complimenti per la stagione che era un passo da un sogno per il Mazzara, la finale nazionale di Coppa Italia svanita, però va bene, dai, va bene pure, prendiamoci tutto quello che di buono è stato fatto. No, va bene, per il risultato mancato della finale è un peccato, dopo tutti i sacrifici che si sono fatti nel cammino. Però anche abbiamo vinto la Coppa regionale, che è un buon risultato. Assolutamente, questo è un premio che giustamente dividerai con tutta la tua squadra. Grazie ai migliori difensori del campionato di eccellenza. Grazie. Allora, tu rivieni un attimo perché anche per te adesso c'è una targa, però so che tu hai detto voglio 30 secondi perché devo dire una cosa importantissima. 30 secondi soltanto perché siamo terribilmente in ritardo, io non so come devo fare, cioè non posso tagliare i premi, i premi sono quelli. Okay. Anche meno. Intanto un grazie ad Ettore Tortorici che ci fa rivivere il vero calcio, per quello che lo intendo io, il calcio di terra battuta ai nostri tempi, Orazio Prezzavento. Un grazie al mio maestro Angelo Busetta, che grazie a lui ho fatto una piccola carriera, e un grazie sentito, ed è giusto e doveroso, a questo signore Ettore Tortorici, che mi ha un applauso intenso, veramente, che spende per noi altri dilettanti e non
queste belle manifestazioni. Ettore, io ti ringrazio. Grazie. L'ultima cosa, la prima edizione lui mi ha onorato premio alla carriera. Quindi, Era giusto, era giusto. poi sono strafelice per partecipare. Grazie. Grazie. Allora attenzione perché abbiamo anche per quest'anno una bella targa di partecipazione. Grazie a Turi Di Stefano. Grazie Turi. Miglior difensore, attenzione adesso miglior centrocampista. Abbiamo in nomination Marco Fina del Dattilo, Cosimo Bruno della San Cataldese e Daniele Conti della Ciriale, che tra l'altro non è presente perché ha avuto un problema e quindi non sarà presente. Ciao. Allora, attenzione perché per l'occasione un caro amico di penalty qui davanti a me, Mario Vitale. Ma che ti è successo, Mario? Che è successo? Ti hanno dato un colpo di martello? Che succede? Datemi un martello, diceva Rita Pavone. Finalmente dopo 60 anni forse mi hanno aggiustato. Addirittura? Sì. Cioè nel senso che hanno migliorato tutto quello che c'è dentro. Quello che c'è dentro, sì. Allora, passiamo subito alla premiazione. Eccola qua la busta. Pronto per comunicarci il nome come miglior centrocampista categoria eccellenza. Vieni un po' più vicino, manca Daniele Conti, vediamo un po'. Cosimo Bruno. San Cataldese, ok. Io sono stato un allenatore della San Cataldese con relativa retrocessione. Questo è normale, Quindi questo è una tua caratteristica. Consegniamo il premio a Cosimo Bruno, centrocampista della San Cataldese. Grazie. Abbiamo anche per Marco Fina il ricordo della presenza all'interno del Penalty Awards in nomination, però è sempre una bella cosa. Allora, del Dattilo. Allora, che bella vittoria, a prescindere da come è andata la parte finale delle finali, gioco di parole, nazionali, rimane una stagione da incorniciare, lo dico sempre, a San Cataldo il sogno ancora non è finito. Sicuramente una stagione da incorniciare e purtroppo ieri non è andata come tutti si aspettavano, però siamo sicuri che a Castrovillari venderemo cara la pelle per portare a casa quello che secondo noi meritiamo. E sono d'accordo, mi piace questa cosa. Marco, che stagione? Non potete dire che è andata male poi in fondo, no? Non vi potete lamentare. Assolutamente, siamo stati per moltissimo tempo in testa alla classifica, con società tra l'altro molto blasonate come il Gela che poi giustamente ha vinto, anche a San Cataldese con un'ottima squadra. Una stagione da incorniciare, una stagione bellissima da ripetere allora. E lì è forse più difficile perché poi riconfermarsi è sempre più difficoltoso. Grazie a Marco, grazie anche a Cosimo. Allora, abbiamo una targa per il nostro vulcanico Mario Vitale, l'arcimatto Mario Vitale, eccola qui la targa, la consegniamo con il piacere immenso e ti diamo appuntamento alla prossima stagione di penalty. Sì, però sai c'è una novità. Cioè? Forse il ritorno in pista a fare altri danni come allenatore. A posto siamo, grazie, così il prossimo anno magari competi per il Penalty Awards. Grazie a Mario Vitale. Vado veloce perché abbiamo le ultime due premiazioni importantissime. Allora, chiamo subito le nomination degli allenatori. Giuseppe Raffaele dell'Igea Virtus, Rosario Marcenò della San Cataldese e Giuseppe Pagana del Troina. E guardalo l'allenatore, da 50 anni ha preso un pallone, salve mister, una panchina calda come il sole, attenzione, e un freddo gelido quasi polare. Allora, da dove cominciamo? Abbiamo 3 nomi importanti quest'anno in nomination, sono molto contento che siete stati inseriti nelle nomination. È stato difficile, perché poi tra l'altro non è detto che chi vince il campionato va in nomination, lo dimostra Peppe che insomma ha fatto un campionato bellissimo col Troina, sicuramente su tutti la figura e la forza e la vittoria di Giuseppe Raffaele, ma anche la sorprendente squadra di San Cataldo che non ha vinto il campionato, competerà ancora, tenterà di portare a casa questa vittoria difficile ma secondo me fattibile. Per premiare gli allenatori io ho un
nome, così poi lo congedo per la sua bella e doverosa presenza, il presidente della FIGC di questa bella terra siciliana. Eccolo qua, perfetto. Allora, com'è? Ormai resta, vabbè. Giusto. Allora, arriva la busta per conoscere il nome del miglior allenatore del campionato di eccellenza. Eccola là, Presidente. Allora, attenzione, mi metto da questa parte così ho il microfono a portata di mano per il Presidente. Giuseppe Raffaele, Igea Virtus. Vincitore della manifestazione Penalty Awards, perfetto. Allora, complimenti Raffaele, eccola qui, possiamo consegnare la targa a Giuseppe Raffaele dell'Igea Virtus, miglior allenatore del campionato di eccellenza. E anche le 2 targhe ricordo per i 2 perdenti, tra virgolette, ovvero Giuseppe Pagana del Troina Calcio e poi Rosario Marcenò della San Cataldese. Eccolo qua. Non vada via perché poi dobbiamo dare una bella targa ricordo, Presidente. No, ormai ha detto che rimane. Allora, battuta con Raffaele. In molti sono andati in nomination della vostra squadra, dimostrazione che il gruppo è importante, è compatto e probabilmente già pronto anche per la prossima stagione. Ma sicuramente è stato il vero punto di forza della nostra annata, perché era un gruppo coeso. Spesso si parla nel calcio di gruppi, però questo è il 10° anno che io alleno e ti posso garantire che il migliore gruppo sotto tutti i punti di vista, non lasciando niente agli altri anni, perché era una squadra giovane, una squadra che era determinata ad andare oltre le aspettative e poi alla fine questo è successo. Quindi le grandi motivazioni di questi ragazzi alla fine si sono viste nel campo e hanno fatto sì che hanno regalato una gioia a una piazza fra le più importanti del panorama siciliano per storia, per tradizione e anche dico per tifoseria, perché oltre la squadra, una grandissima società che ci ha supportati. Ci sono tanti tifosi. Ma i nostri tifosi sono stati sicuramente qualcosa di determinante ai fini del risultato finale. E lo saranno sicuramente anche la prossima stagione, ma anche a Troina devo dire che avete un seguito non indifferente, a dimostrazione che il tuo progetto, iniziato già da qualche anno, sta prendendo sempre più forza e sono sicuro che la prossima stagione dovranno fare tutti i conti con voi del Troina. Ma sì, per noi già dall'anno scorso è iniziato un cammino che spero sia abbastanza lungo e ci porti abbastanza lontano. Tutto questo grazie al nostro Presidente, che è una persona fantastica, perché oltre ad essere una persona facoltosa, una persona di cuore, una persona ambiziosa, anche, ma soprattutto una persona molto generosa. Mi dà la possibilità di fare al meglio il mio lavoro. Poi noi siamo supportati da un grande pubblico, perché per un piccolo centro come Troina portare al campo 1000 unità e portare fuori casa sempre 200-300 unità è una cosa importante. Poi per me che sono di Troina è una soddisfazione doppia, quindi spero che sia solo l'inizio di un lungo cammino. E siamo sicuri perché insomma le qualità non vi mancano e non ti mancano, come non mancano neanche a Rosario, che anche non vincendo il campionato ha proseguito il discorso dei playoff alla grande, si è arrivato alla finale nazionale, nulla è perduto. Ma non voglio parlare di questa partita che si giocherà appunto domenica, voglio parlare di un percorso che è iniziato già da qualche anno a San Cataldo e che comunque sta dando i suoi frutti, perché ormai siete nell'elite del calcio. No, sono 2 anni che abbiamo iniziato con la società questo progetto giovani, fortunatamente è andata bene, l'anno scorso siamo arrivati alle finali regionali perdendo col Mazzara, poi quest'anno abbiamo fatto qualcosa di incredibile, prima disputando un grande campionato e ora siamo lì a un passo, ieri è andata male, però c'è domenica e ci proveremo fino alla fine. E noi saremo tutti con voi. Grazie, grazie ragazzi, grazie, complimenti, complimenti a tutti, complimenti a tutti, complimenti a tutti. Dobbiamo chiudere con una figura assolutamente importante nel mondo del calcio dilettantistico, nella figura del dirigente. Abbiamo in nomination e li invitiamo qui sul palco Davide Mignemi della Sicula Leonzio, Enzo Grimaldi del Dattilo e Nino Grasso dell'Igea Virtus. Buonasera. Buonasera, buonasera Presidente. E qui c'è anche il giovane Davide Mignemi. Ecco.
Da dove iniziamo? Poc'anzi con gli allenatori mi sono trovato un po' in difficoltà perché veramente c'era l'imbarazzo della scelta, ma qui stiamo parlando Igea Virtus che ha vinto il campionato, la Sicula Leonzio che continua ancora il sogno della finale nazionale, e qui abbiamo l'altra società dall'altra parte della nostra bella Sicilia, dalla lontana Trapani, che comunque vive un momento positivo con grande successo, perché anche se non avete vinto il campionato siete diventati una bella grande realtà, e quindi un piccolo centro che si è confrontato con realtà più grandi, assolutamente, e quindi abbiamo fatto bene, e per questo, ripeto, voglio dare un ringraziamento ai nostri ragazzi, ma soprattutto al nostro mister, a Massimo Formisano, che ha fatto un lavoro eccellente per arrivare a questo risultato. allora sarà Alessio, prendi la busta Alessio, a darci il nome del vincitore come miglior dirigente. Allora siamo pronti? Miglior dirigente categoria eccellenza. Carmelo, sei arrivato? Sali lo stesso, non ti preoccupare. Ecco. Allora. Mi sento molto Sanremo in questo momento. Vai. Davide Mignemi, Sicula Leonzio. Oh, Davide Mignemi vince la categoria miglior dirigente. Sarai tu a consegnarla, Alessio, bravo. Vai ad Alessio questo onore di consegnare il premio come miglior dirigente, mentre Carmelo consegnerà sia al presidente dell'Igea Virtus sia al direttore generale del Dattilo la targa di partecipazione. Nino Grasso, eccolo qua, Enzo, perfetto. Allora, partiamo subito da Davide Mignemi, poi voglio sentire anche il presidente, perché mi sa che voi l'anno prossimo farete un bel progetto, questa sensazione. Beh, il vostro progetto è partito 3 anni fa, state andando a 1000, coscienti che rappresentate una bella realtà che è quella di Lentini. In questi 3 anni devo dire che al Penalty Awards come miglior dirigente c'è stato un po' di tutto della Sicula Leonzio, il primo anno il presidente, il secondo anno il direttore generale, adesso il direttore sportivo, quest'anno è l'anno vincente, lo porti a casa con grande penso soddisfazione da parte di tutta la dirigenza. Innanzitutto ringrazio tutti voi per questo premio, per me è motivo di orgoglio essendo un ragazzo giovane ma molto ambizioso, e non posso non condividere questo premio con la famiglia Sicula Leonzio, che parte dal magazziniere, arriva al presidente, passando per lo staff tecnico, per i ragazzi che poi ci stanno regalando enormi soddisfazioni. Bene, e adesso bisogna continuare ancora a sognare per questa partita difficile di domenica prossima. Abbiamo la partita di ritorno, siamo molto speranzosi, siamo consapevoli anche tramite la partita di ieri che ci possiamo giocare le nostre chance, e fino a quando l'arbitro non fischierà la fine della partita lotteremo su ogni pallone per cercare di raggiungere la Serie D. Giusto, perfetto. Allora Presidente, Igea Virtus che a questo punto non si può più nascondere, una realtà come quella di Barcellona Pozzo di Gotto che è fondamentale per tutta la provincia messinese. Sì, Igea Virtus sicuramente grande tradizione, siamo stati 10 anni nei campionati professionistici e voglio sottolineare una cosa, abbiamo iniziato 5 anni fa dalla prima categoria con grande coraggio, con grande voglia e con l'appoggio di tutti, perché abbiamo iniziato un progetto con una tifoseria straordinaria che ha capito tutto e ha avuto accanto sempre degli uomini eccezionali, sia come dirigenti che mi hanno permesso di fare questo percorso, perché noi abbiamo vinto 3 campionati e una Coppa Sicilia, e sicuramente una città che ha accolto bene, perché non è facile, ci sono delle realtà in Sicilia che non accettano la prima categoria perché hanno un passato illustre, hanno fatto dei campionati professionistici e non si calano in questo. Diciamo che l'Igea Virtus Barcellona sotto questo aspetto è stata grande, grandissima, sontuosa, immensa, non ho aggettivi e ho avuto accanto sia degli allenatori che dei ragazzi eccezionali che mi hanno permesso di bruciare le tappe. Complimenti e non vi fermate qui. La realtà di Dattilo è più piccola, però è da lì che si parte un po' pian pianino per un progetto che diventa sempre di stagione in stagione importante. Sì, è molto difficile lavorare bene, soprattutto perché c'è un discorso economico che per noi, che siamo un piccolo centro, viene a mancare. Noi altri speriamo sempre negli sponsor per cercare di organizzarci
e di mettere sul campo una rosa che sia competitiva, quantomeno per cercare di tenere la categoria, e non è molto facile. Non è molto facile. Beh, noi vi auguriamo la buona stagione prossima, sperando magari di ritornarci di nuovo qui al Penalty Awards. E allora è una promessa per il prossimo anno nel ritorno. Benissimo, grazie direttore, arrivederci. Grazie. Allora a questo punto chiamiamo gli attaccanti. Fabio Da Costa e Luca Strano, li invito qui sul palco. Siete rimasti in due perché un terzo che va in nomination ha avuto un problema e purtroppo non è potuto essere presente con noi. Parliamo di Davide Testa del Paceco. Allora, consegniamo la busta a questo punto a Carmelo Puglisi. Allora, vediamo un po' chi vince. Ad aggiudicarsi il Penalty Awards quale miglior attaccante dell'eccellenza è Luca Strano del Palazzolo. Ok, allora Carmelo, consegna la targa, eccola qui, perfetto. Consegniamo anche quella a Fabio Da Costa. Nel frattempo una battuta con Luca Strano, che non ha vinto il campionato col Palazzolo, però quanti gol, anche troppi direi. No, non abbiamo fatto neanche i playoff, però comunque è stato un bellissimo campionato. Purtroppo gli episodi alla fine non sono stati dalla nostra parte, però ce ne facciamo una ragione. Sei contento comunque per la tua stagione? Certo. Benissimo, siamo contenti. Consegniamo anche a Fabio Da Costa questo premio. Perfetto. Fabio, devo essere molto sincero, il tuo arrivo a Lentini all'inizio sembrava un po' strano, poi pian pianino hai preso forma, ti sei inserito molto bene e sei stato e sei ancora tuttora un trascinatore, a dimostrazione che la prima parte insomma fa parte del passato, adesso parliamo del presente e pensiamo che sicuramente questa parte migliore di te che è venuta fuori adesso può venire utile appunto alla Sicula. Ma lo spero, intanto grazie per l'invito. Non sempre l'impatto ambientale riesce, magari sì, così magari le prime partite diciamo non sono andate bene, però grazie ai ragazzi, al mister, alla società mi hanno trasmesso tranquillità e adesso spero ancora di essere diciamo decisivo assieme ai miei compagni, però ancora abbiamo l'ultimo scalino da salire, quindi speriamo domenica di essere di nuovo tra i protagonisti. Perfetto, complimenti Luca Strano e Fabio Da Costa, grazie ragazzi, grazie. Allora avvicinatevi qui ragazzi insieme ad Alessio e a Carmelo, colgo l'occasione per salutare e ringraziare tutti, colgo l'occasione per dire grazie a Carmelo, un'esperienza importante quella del penalty. Assolutamente, del penalty, del nostro format televisivo e anche del Penalty Awards, un premio straordinario. Invece per te? Non posso che sottolineare le parole di Carmelo, per me è stata un'esperienza importantissima per crescere come individuo, come giornalista, quindi rigiro i miei ringraziamenti a te Ettore. Perfetto, noi vi ringraziamo tutti e vi diamo appuntamento alla prossima stagione per una nuova edizione del Penalty Awards. Grazie e viva il calcio dilettantistico, grazie a tutti.